Buonasera a tutti, che bell'entusiasmo, davvero. Buonasera di nuovo a tutti, benvenuti e bentrovati a Ploaghe. È davvero per me un grande onore essere qui con voi questa sera per celebrare il vostro santo patrono, San Pietro, una colonna portante della cristianità che assieme a San Paolo è proprio una colonna della Chiesa. Pensate che San Pietro è il primo Papa, colui al quale Gesù ha affidato la Chiesa, e voi oggi lo state festeggiando davvero come si deve. Prima la Santa Messa, poi la bellissima processione in questo paese straordinario di grande storia, cultura, tradizioni. E questa sera è davvero per me, come detto, un grande onore essere qui. Non è semplice ripartire dopo lo stop della pandemia e quindi in apertura vi chiedo un fortissimo applauso per tutti coloro che hanno permesso questa serata. Un grazie va naturalmente al comitato che ha organizzato, all'amministrazione comunale, a tutte le forze dell'ordine, a tutti voi che siete qui presenti, e un grazie naturalmente a tutti i componenti dei vari gruppi folk, uomini e donne, ragazzi, giovani, che mettono a disposizione il loro tempo libero per custodire e poi tramandare quella che è la nostra identità, la cultura e la ricchezza delle nostre comunità, dei nostri paesi, della nostra Sardegna tutta intera. Questa sera insieme compiremo un viaggio tra i paesi del circondario, e scopriremo quindi la ricchezza, la cultura di quelle che sono le tradizioni locali, e quindi ci attende davvero una bella serata insieme. E come detto, è bello ritornare in presenza dopo lo stop della pandemia. Oggi vogliamo divertirci, anche se ovviamente non bisogna mai abbassare la guardia, perché purtroppo lo leggiamo anche dai giornali, i contagi stanno ritornando, ma questa sera è tempo di divertimento, quindi signori e signori ci attende davvero una bella serata insieme e vogliamo partire subito. Il compito di aprire questa serata è quindi di dare a tutti voi il benvenuto qui a Ploaghe. Sarà dato dai bambini, sarà il compito dei piccoli, perché spetterà a loro portare avanti quelle che sono le tradizioni di Ploaghe, e quindi noi vogliamo iniziare con i padroni di casa. Loro, i piccolini, sono emozionatissimi, li ho incontrati sotto il palco, quindi mi raccomando, accoglieteli con un fortissimo applauso. Sos minoredos de Piaghe. Allora, l'applauso mi è sembrato davvero caloroso, mi raccomando continuate così durante tutta questa serata. Allora, loro sono schierati, sono bellissimi, indossano quelli che sono i costumi tradizionali di Ploaghe, e mi avvicino da loro intanto per chiedergli come si chiamano. Li vogliamo conoscere, quindi facciamo una breve carrellata con i nomi. Allora, come vi chiamate? Marta, Alessandro, Mary, Arianna, Melissa, Nicole, Alessia, Mario. Signore e signori, sos minoredos de Piaghe, davvero complimenti. Allora, è il momento di vederli danzare, quindi mi avvicino adesso da Alessandro, e a lui chiederemo qual è il ballo con il quale aprono questa serata di festeggiamenti in onore di San Pietro, patrono di Ploaghe. Allora, che cosa ci presenterete? Ballo Dundu. Su Ballo Dundu. E allora noi non vediamo l'ora di ammirarvi, signore e signori. Sos minoredos de Piaghe saranno accompagnati da Antonio Pirastru. È il momento di ascoltarli, prego.
Bravissimi, davvero, complimenti, bravissimi. Sosmino Reddos de Piaghe hanno aperto questa serata di festeggiamenti qui a Ploaghe.